Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno, tanti gli argomenti oggi all'ordine del giorno. Parleremo di politica con le alleanze che ancora non sono state costruite in vista proprio delle elezioni del 25 di settembre, quindi sentiremo anche i politici com'è la situazione, che cosa si sta facendo, sentiremo anche delle dimissioni del ministro 5 Stelle D'Incà, che oggi ha fatto una conferenza stampa, ma anche la cronaca in primo piano con una vasta operazione della Guardia di Finanza di Treviso, una maxi truffa sul super bonus 110%, parleremo di siccità ma anche ovviamente di sanità, perché insomma la curva Covid sta diminuendo, però ci sono casi di West Nile, parleremo anche delle zecche, un altro dei problemi di questa estate afosa e calda, e lo faremo insieme, lo vedo già sullo schermo, Vincenzo Baldo, epidemiologo dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno. Buongiorno a lei. Partiamo intanto con la prima notizia, insomma, io vi leggo i dati del bollettino regionale, una curva che sta diminuendo, la discesa è accentuata dai numeri della pandemia in Veneto, con 1465 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale comunque a 2.101.358, si segnalano 3 decessi, con il totale che purtroppo arriva a 15.073, in diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 89.351 contro i 90 e 96 di ieri, quindi un meno 745, un dato importante, mentre riguardo ai dati clinici vi sono 1.086 ricoveri in area medica con un più 7 e 38, quindi ancora un più 2 in terapia intensiva. La campagna invece vaccinale segna 867 dosi somministrate ieri in regione, prevalentemente quarte dosi 829 e terze dosi 35. Dunque la campagna vaccinale continua ad andare avanti, adesso iniziano anche le quarte dosi che si erano un po' arenate. Dottor Baldo, dunque situazione insomma che sta migliorando piano piano, una curva che comincia a scendere in quest'estate di un Covid che non ci si aspettava. Ecco, lei ha letto i dati del lunedì. Il lunedì è un dato che ovviamente si rifà della giornata della domenica, o comunque anche i dati settimanali che sono stati che vengono redatti da Azienda Zero mi indicano che c'è una riduzione del numero dei casi abbastanza costante nel tempo, quindi ci si aspetta che a meno che le nuove varianti non facciano l'ingresso all'interno della nostra regione, però diciamo che la situazione sta migliorando lentamente, come giustamente ha detto lei, ma sta migliorando. Ecco, abbiamo visto anche insomma un aumento, insomma non grande, però un aumento anche delle quarte dosi, perché si erano arenate nei primi mesi insomma dell'estate. Ecco, diciamo che la quarta dose è una cosa molto importante da fare, quindi mi auguro che nelle prossime giornate si possa in qualche modo aumentare il numero di quarte dosi somministrate, soprattutto nei soggetti più fragili. Questo perché anche la letteratura ci aiuta nel definire come in questi soggetti la quarta dose sicuramente va a prevenire quelle che sono le forme più gravi. Questo arrivano i dati da Israele, arrivano dati da altre aree geografiche dove appunto è già stata fatta la quarta dose in maniera massiva, e seppur, come purtroppo ci stiamo rendendo conto anche noi, che non ci difende da quello che è diciamo la possibilità di una reinfezione, ma sicuramente ci protegge nei confronti di quelle che sono le complicanze molto più gravi, quindi quello che è il ricovero, ma soprattutto quello che è quello che non vorremmo, cioè i decessi. Senta, si può pensare, quest'autunno si parlava insomma di un'altra ondata di Covid, si può pensare che vista insomma l'ondata di quest'estate possa essere magari meno importante quella di ottobre, come si diceva, vista insomma l'alto numero di contagi che ci sono stati di questa nuova variante? Ecco, il problema sta proprio nel fatto, cioè, a parte la imprevedibilità di questo virus che ormai ci ha in qualche modo abituato a non avere
diciamo, la possibilità di fare previsioni. Il fatto che stia circolando molto, questo sicuramente è positivo, però bisogna anche dire che purtroppo ci sono reinfezioni, purtroppo c'è una nuova variante che è stata appena adesso isolata anche in Italia, quella che arriva dall'Indiana, c'è sempre un Omicron però un po' modificata in 14 posizioni nella spike, quindi purtroppo la reinfezione non mi fa raggiungere quello che è il concetto di herd immunity che noi speravamo di arrivare, però alla fine non so quello che ci aspetterà in questo autunno, però è sicuramente il fatto di avere armi a nostra disposizione, appunto la vaccinazione dovrebbe essere anche quindi autorizzato anche un vaccino modificato, diciamo così, adattato rispetto a quello attuale, però non aspettiamo questo, ribadisco l'importanza della vaccina della quarta dose, soprattutto nei soggetti anziani. Ecco, lei parlava della nuova variante, quella indiana, che è stata appena trovata in Italia. Esatto, questa ha diciamo delle modifiche importanti rispetto alla variante Omicron che in questo momento sta circolando in maniera più elevata, che è la BA5, e questa nuova variante sembra abbia ulteriori trasformazioni dello spike, e quindi bisognerà un attimo capire con i prossimi dati quello che accadrà appunto con la reinfezione, con la capacità di eludere il nostro sistema immunitario, quindi come ci ha insegnato questo virus, è un virus che conosciamo abbastanza ma non del tutto, però questo è la sua capacità di variare che è l'aspetto che più ci preoccupa. Ecco, abbiamo sempre parlato di varianti più contagiose, meno contagiose, un po' più difficili da curare, quelle un po' meno come sintomi. Questa variante come potrebbe essere? Da quello che i dati indicano è che c'è un aumento di quello che è la sua infettività e quindi la sua contagiosità, quindi ci si aspetta che però siamo sempre in ambito previsionale, che vada a sostituire completamente la BA5. Poi si spera che continui questo andamento verso delle forme sempre seppur più contagiose ma meno gravi. Questo anche diciamo, l'analisi dei dati che abbiamo condotto qua nella Regione Veneto ha identificato come man mano che le varianti progrediscono ci sia una riduzione di quello che è la possibilità di avere forme gravi con aumento della contagiosità. Speriamo che anche la variante indiana prosegua questo trend. A ottobre ovviamente partiranno anche le vaccinazioni per tutti gli altri, insomma si parlava di ottobre, settembre-ottobre. Adesso bisognerà capire quando sarà il momento, cosa avremo a disposizione a ottobre, però visto che stiamo parlando di vaccinazioni sarebbe importante ricordare ciò che arriva a ottobre, che è sempre la classica influenza che guardando i dati dell'altro emisfero stanno indicando che sta circolando molto e anche di tipo anche più violento che l'H3N2, perché normalmente ciò che accade nell'emisfero australe dopo accadranno da noi, quindi facciamo attenzione non soltanto al Covid ma anche alle altre patologie che sono importanti quali l'influenza. Ecco, abbiamo parlato di influenza, di Covid, ma in questo momento insomma ci sono tante problematiche a livello sanitario. Adesso abbiamo il vaiolo delle scimmie, la West Nile, che fra l'altro ci sono anche diversi casi, anche importanti, difficili insomma nel Veneto. Sì, là ha toccato un altro aspetto che ci fa ricordare la presenza delle malattie infettive che in qualche modo si erano un attimino perse prima dell'ondata del Covid. E sicuramente West Nile Disease e Monkeypox sono due patologie a cui bisogna porre molta attenzione. West Nile Disease sappiamo essere una patologia che viene trasmessa attraverso un vettore, il vettore che è la nostra zanzara, quella che da noi è endemica, che ci dà la febbre estiva, quindi di conseguenza va bene fare la diagnosi di Covid, ma bisogna anche ricordarsi di fare diagnosi di quelle che sono altre manifestazioni febbrili, tra cui appunto la West Nile Disease. Patologia quindi che dà anche delle forme importanti, che sono forme che vanno in qualche modo a interessare il nostro sistema nervoso centrale, quindi meningoencefaliti, e queste per fortuna sono una quota minoritaria, e quindi ciò che noi in questo momento noi stiamo vedendo dal punto di vista dei dati è semplicemente la parte emersa, non il sommerso, quindi vediamo la punta dell'iceberg, quindi vediamo
ciò che noi andiamo a trattare, quindi ciò che ha bisogno di trattamenti un po' più importanti. Quindi quello che evidenziamo, quindi una mancanza di diagnosi soprattutto per quanto riguarda le forme febbrili, ovviamente le sintomatiche le troviamo attraverso le analisi che facciamo delle sacche ematiche. Comunque patologia importante, lotta quindi alle zanzare. Una situazione difficile sul fronte sanitario. Fra l'altro a tutto questo si aggiunge, insomma, abbiamo sentito anche di numerosi casi di zecche che danno encefaliti, quindi un'altra situazione difficile, un altro fronte. Ecco, in questo caso stiamo parlando sempre in questo caso il vettore, il morso della zecca. Abbiamo delle aree endemiche nella nostra regione, però qui abbiamo un'arma in più che è la vaccinazione contro la patologia delle zecche, quindi l'encefalite da zecca. Quindi qua possiamo prevenirla attraverso sia i nostri comportamenti, importante quindi stare molto attenti quando si rientra da una passeggiata, perché oltre alle meningoencefaliti e quindi da morso di zecca c'è anche la borreliosi, quindi altra patologia che può essere trasmessa dalle zecche. Quindi facciamo molta attenzione dal punto di vista preventivo, i nostri comportamenti sono importanti, tornando anche alla West Nile disease, tornando al monkeypox, quindi sono azioni preventive, faccio l'esempio anche quello delle zanzare, che possiamo usare i repellenti, possiamo evitare che nella nostra area ci siano ristagni, nella nostra casa, nel nostro giardino, ristagni di acqua che permettono quindi la proliferazione delle zanzare. Per le zecche la stessa cosa, stare molto attenti, come dicevo prima, a quando si rientra dalla passeggiata, fare un'analisi, una valutazione della presenza o meno di questi piccoli, diciamo, insetti che ti possono in qualche modo disturbare, anche perché non morde immediatamente, quindi di conseguenza abbiamo il tempo di poter rimuoverle prima che sia avvenuto qualcosa. Ecco, ma il tanto caldo ha un po' diffuso questo tipo di neanche patologie, di queste situazioni come con la West Nile, con le zanzare, perché ovviamente, come diceva lei, l'acqua stagnante, magari nei vasi, chi mette l'acqua poi rimane l'acqua, quella è un'altra problematica, oppure le zecche malate, insomma quelle che portano encefalite. Ecco, qua bisogna ricordare che ovviamente non tutte le zanzare, non tutte le zecche hanno microrganismo, questo è importante da dire, quindi l'attività che viene fatta di sorveglianza è molto importante per andare a valutare dove appunto esista una maggior probabilità. Sicuramente i cambiamenti climatici ci stanno facendo parlare nuovamente di queste patologie, e quindi un'ottica One Health, un'ottica che deve considerare sia l'aspetto umano ma anche l'aspetto animale, ma anche l'aspetto ambientale, e sarà sempre più importante l'unione di queste sorveglianze per andare a valutare dei messaggi che vengono in qualche modo ritrovati attraverso quello che è la sorveglianza che viene attuata. Purtroppo anche la siccità non aiuta, perché abbiamo acque più stagnanti, acque più concentrate, tra virgolette, quindi situazione di emergenza anche da questo punto di vista. Ecco, l'ultima cosa insomma, è quella di lanciare l'appello alle persone che qualora avessero sintomi particolari, insomma, di farsi vedere. Sì, ovvio, questo è l'aspetto principale, quindi per tutte è la febbre, quindi una febbre che normalmente l'estate non è un qualcosa non era normale, ma purtroppo ormai da parecchio tempo siamo abituati a vedere queste febbri estive. Adesso si aggiunge anche il Covid, quindi ovviamente la diagnosi differenziale è molto importante anche per procedere con gli adeguati, diciamo, presidi terapeutici qualora presenti. Quindi è importante, nel caso in cui ci sia una febbre diciamo che perdura, con la presenza anche di altri sintomi, mal di testa, rigidità del collo, fino ad avere anche delle situazioni un attimino più allarmanti, però diciamo che la febbre è il momento fondamentale, essenziale per quasi tutte queste patologie. Dottor Baldo, la ringrazio davvero, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buona continuazione. Grazie, buon lavoro a lei, grazie. Ed ora la notizia della morte di un giornalista. È morto
Omar Monestier, direttore del Piccolo e del Messaggero del Veneto. Il giornalista ha avuto un malore nel corso della notte mentre era a casa, era nato a Belluno il 23 settembre del 1964, viveva a Moruzzo in provincia di Udine, ma da quando aveva assunto la doppia carica si alternava tra Trieste ed il Friuli. Prima di assumere la doppia carica era stato dal 2012 direttore del Messaggero, qui lo vediamo in una nostra intervista con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, direttore quindi del Messaggero Veneto e di Udine e Pordenone. Le condoglianze ovviamente alla famiglia da parte di tutta la nostra redazione. Abbiamo parlato di cronaca, prima abbiamo parlato di una operazione della Guardia di Finanza di Treviso, ancora una truffa sul Superbonus 110. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode messa a segno da un consorzio che ha monetizzato il credito d'imposta ceduto da ignari committenti senza eseguire i lavori. Superbonus 110%, maxi frode da 24 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso. 3 gli indagati con sequestro di 7 milioni di euro di crediti d'imposta e disponibilità finanziarie di immobili per oltre 1.200.000 euro. Al centro dell'inchiesta un consorzio della zona destra Piave che nel primo anno della pandemia aveva siglato 500 contratti tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Lombardia per lavori di efficientamento energetico di abitazioni e condomini utilizzando l'agevolazione del Superbonus che consente la detrazione fiscale pari appunto al 110% delle spese sostenute. Le indagini hanno consentito ai finanzieri di appurare che almeno per 230 contratti non era stato eseguito alcun lavoro, mentre grazie alla compiacenza di un professionista che ha certificato l'avvenuta realizzazione dei lavori, il consorzio aveva monetizzato il credito ceduto dai proprietari degli immobili presso istituti di credito e intermediari finanziari. Di qui il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria trevigiana di beni immobili e di immobili per oltre 8 milioni di disponibilità finanziarie e di un immobile, tutti riconducibili al consorzio e ai 3 responsabili della frode che ora sono indagati dalla Procura di Treviso per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. E ancora cronaca, un'auto finisce in bilico nella Scarpata, illeso il conducente, è accaduto nel Vicentino. Finisce con l'auto nel fosso. È successo nel pomeriggio di domenica a Monte di Malo. Un'auto è finita fuori strada sotto il piano stradale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l'auto e utilizzando il verricello di un fuoristrada hanno recuperato l'auto dell'uomo finita sotto il ciglio stradale in mezzo all'erba. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Ed ora nel Padovano una festa abusiva in un boschetto lungo l'Adige è stata interrotta dai carabinieri ad Anguillara Veneta sabato notte. In 50 in riva all'Adige, ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova. Una festa abusiva, come spesso succede nei mesi estivi, è stata interrotta sabato notte dai carabinieri allertati dai residenti. Una trentina di giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono stati segnalati per disturbo alla quiete pubblica. A muoversi per allertare le forze dell'ordine anche gli amministratori locali di Anguillara, sindaco e vice sindaco, che nella notte di sabato hanno controllato che dopo l'intervento dei carabinieri filasse tutto liscio. Alcune pattuglie della compagnia di Abano Terme hanno bloccato le vie di accesso al boschetto, impedendo così che altri giovani potessero unirsi al rave. Poiché non c'erano situazioni di potenziale pericolo, i militari sono rimasti sull'argine fino all'alba, identificando i giovani che nel frattempo lasciavano la festa. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con gli ospiti, parleremo ovviamente della politica e delle elezioni. Siamo tornati in onda ancora con questa diretta, in studio ci ha raggiunto il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, ma anche esponente di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Partiamo un attimo con la politica per dire, insomma, elezioni il 25 settembre, non si capiscono ancora le alleanze, l'asse Calenda-Renzi che dice siamo il terzo polo. Forse un po' più chiara la situazione della destra?
Beh, io direi che la situazione a destra sia piuttosto chiara, sì. C'è stato, mi pare, non so se giovedì o mercoledì, si è trovata la quadra anche con la rispettiva rappresentanza all'interno dei collegi, per cui mi pare che sia piuttosto definita, ecco. Poi io in casa da altri non guardo, ecco, o meglio guardo ma non do Sindaco, giudizi. circolava il suo nome fra i papabili. Ma io ho già avuto modo di dirlo, mi ha fatto estremo piacere che il mio nome circolasse, però credo che un sindaco eletto da nemmeno un paio d'anni nel proprio comune debba rimanere alla guida del proprio comune. Adesso, al netto delle dimissioni o meno, credo che in un comune, specie come il mio, che comunque è un comune piuttosto grosso perché abbiamo più di 12.000 abitanti, anche qualora si potessero mantenere entrambi i ruoli, credo che si rischierebbe di fare male l'uno e anche l'altro. Io sono abituato a fare bene, o meglio a cercare di fare del mio meglio in ogni mansione che mi viene data. In questo caso qua probabilmente avrei delle difficoltà. In un futuro? In un futuro vediamo, mai dire mai, però ecco, non di sicuro a breve termine. Ecco, adesso si attende insomma di sapere i nomi di quelli che... Io li so già, ma non li posso dire. Ma un'anticipazione, sindaco? No, in realtà funziona così, che partono delle candidature e anche delle autocandidature. Attenzione, non è il direttivo provinciale che dice, il coordinamento provinciale che dice questi sono i nomi da vagliare a Roma, no. Chiunque è tesserato può autocandidarsi e la candidatura a Roma viene trattata esattamente come vengono trattate le altre che partono dal coordinamento. Questo è importante a dirlo perché credo sia anche democratico, no? Certo. Detto ciò, non vi dirò nulla dei nomi, li leggerete a breve, comunque dai. Tutte persone valide, questo senz'altro. Noi ovviamente parliamo di Fratelli d'Italia, poi ci saranno. Gli altri non li so, gli altri proprio non... Non possiamo chiederglielo. No. E si spera, insomma, avevamo sentito anche un po' di cittadini, sindaco, che non ci sia più astensionismo, insomma che la gente vada a votare, perché non è solo un diritto, può essere considerato anche un po' un dovere, il dover scegliere, poter scegliere, insomma, chi far governare. Sì, allora mi pare che a volte il dato dell'astensionismo venga, come dire, commentato in maniera faziosa. Mi spiego. L'astensionismo avviene nel momento in cui uno non è interessato a qualcosa. Secondo lei c'è ancora l'interesse per la politica? Adesso me lo sto chiedendo anch'io. Io, per dire, ma non è perché voglia parlare di me, però per dire, a Spresiano, quando siamo andati alle elezioni amministrative 2 anni fa, abbiamo avuto un 4% di aumento rispetto alle precedenti elezioni amministrative, per dire. Quindi, sì, non lo so, ecco, cosa potrei dire a tal proposito. Io credo che ci sia una disaffezione, ma capite che quest'anno poi ci sono diversi fattori che si vanno a sommare, no? Andiamo a votare il 25 di settembre, capite bene che sarà una campagna elettorale, per modo di dire, perché in agosto non credo che tutti siano interessati, ecco, a seguire le vicende al netto degli addetti degli addetti al settore, diciamo. Pertanto non lo so, io mi auguro di no, mi auguro sinceramente di no. È vero che però la situazione, ecco, dalla quale partono queste elezioni non è di certo una situazione di amore, ecco, per la politica. Poi vediamo che talvolta ci sono i soliti noti che tornano nuovamente in campo, magari cambiando anche casacca all'ultimo. Qualcuno si è sicuramente disilluso, ecco. Ecco, io vorrei, se la regia poi ci può mandare in onda proprio un servizio delle voci proprio delle persone, della gente, su questa situazione che poi ha portato alle elezioni del 25 settembre, quindi insomma la crisi di governo, ovviamente lo scioglimento delle Camere e quindi le elezioni. Sentiamo che cosa dicono, poi magari le commentiamo insieme, Sindaco. Volentieri.
Crisi di governo, a settembre si andrà a votare, che cosa ne pensate? Non penso niente perché è uno schifo. Penso che sia una situazione difficile per il Paese. Speriamo nelle votazioni. Cosa vuole che pensiamo? Che era meglio se non andavamo a votare? Oltretutto così in fretta e furia, cosa vuole che le dica? C'è una situazione politica talmente complessa, partiti che si rimescolano. Insomma, voglio vedere cosa combinano a settembre adesso, visto che sono tanto contenti, soprattutto la Meloni. Guardi, io non ho parole, purtroppo chi ci rimette siamo sempre noi cittadini e speriamo in qualcosa di buono. Molto critica, no? Più che altro ci sono anche dei fattori economici da guerra, quelle robe lì che vanno a influire negativamente. Peggio di così penso che non si possa andare, è una vergogna. Non era il momento? No, sicuramente non era il momento, si poteva aspettare qualche mese, tanto si sarebbe andati alle elezioni. Sono capricci proprio dei nostri politici. Che disperazione, non saprei neanche cosa dirvi, da dove iniziare e da dove finire. Sindaco, parlavamo di disillusione delle persone, parlavamo insomma di gente che dice ci rimettiamo sempre noi, insomma sembrano abbastanza, un po' una voce che davvero è unica su un po' l'esasperazione di una situazione che in Italia sembra continuare perché si dimentono, stornano, come diceva... Io sì, è difficile dar torto, no? Però è vero anche che io mi ricordo 20-25 anni fa, quando io ero completamente avulso dalla politica, io ho iniziato tardissimo di fatto a fare politica, però i discorsi che giravano erano comunque questi, non è che fossero tanto differenti, è un po' anche il gioco delle parti, diciamo così. È vero che tempo fa i discorsi erano questi, però la gente poi andava a votare, andava ad esercitare quello che era il proprio diritto. Forse, ecco, negli ultimi anni, dagli ultimi anni a questa parte, si è cominciato a guardarci un po' più dentro. Ecco, prima si dava molto per scontato, si lasciava andare, adesso invece anche il cittadino, non voglio dire qualunque come per dire che è diverso rispetto al politico, ma dico comunque l'elettore comincia a guardarci dentro, comincia a dire ma scusa, ma se ti ho dato il voto adesso vediamo cosa succede. Gli stessi sindaci nei confronti di chi è stato eletto cominciano a essere un po' più martellanti, perché di fatto noi dobbiamo dare le risposte al territorio. Per cui ecco, forse adesso c'è più presa di coscienza e anche una coscienza critica nei confronti di chi prima veniva dato per scontato, ma sì, sono là, sono distanti, no? Invece adesso magari proprio perché li abbiamo avuti o ci hanno illuso di essere più vicini, adesso è una cosa che noi esigiamo e quindi si creano questi commenti che, ripeto, fanno parte del gioco, però sono anche frutto di una crescita a livello critico nei confronti della classe politica. Ecco, fra l'altro, insomma, non è solo un modo di dire, ma questa crisi arriva in una situazione italiana che non è facile, né da un punto di vista economico, l'abbiamo visto con una povertà che è salita, né da un punto di vista sanitario, perché insomma è vero che il Covid, la curva sta scendendo, ma si era rialzata in estate, un Covid che non ci ha lasciato, ma poi insomma tutto quello di cui abbiamo parlato anche all'inizio di questa nostra edizione con l'epidemiologo che parla di West Nile, di zecche adesso malate che portano il vaiolo delle scimmie, insomma una situazione comunque complicata, non semplice, e questa crisi certo non aiuta. Vabbè, però non si può neanche dire andiamo avanti così perché ci sono tutte questa serie di cose. Io francamente credo che sì, magari il momento non sia quello più favorevole, ma magari ci si poteva andare anche un po' prima. E allora Fratelli d'Italia era quello che voleva, insomma, l'ha sempre detto. Allora, adesso bisogna anche essere obiettivi. Sono 5 anni ormai, perché a marzo sarebbero 5 anni, che abbiamo un governo che non è stabile, che è cambiato perché è mutato nel tempo. Abbiamo avuto 3 governi di fatto nell'ultima legislatura. Mi sembra una presa in giro. Ecco, arrivare alla fine dando le colpe che si stanno dando, che anche quello bisogna sempre trovare, no? Il capo espiatorio va trovato. Strano che non abbiano detto che è colpa del sindaco di Spresiano che è caduto il governo.
No, capite cosa voglio dire? Magari andava analizzata prima e certe decisioni dovevano essere prese prima. Adesso chiaramente che si va a votare il giorno dopo che è maturata la pensione, allora si dice che anche per quello. Magari si facciano una domanda, ecco, i politici altolocati, perché la gente lo pensa davvero e da un certo punto di vista non do torto, ecco. Detto ciò, rifarei nuovamente lo stesso discorso che ho fatto prima, ecco, quindi, ecco, il 25 settembre, sindaco, ovviamente non abbiamo la sfera cosa magica. Voto io? No. Che cosa accadrà? Allora, io spero e lavorerò assieme a tutti i miei fratelli affinché si possa portare Fratelli d'Italia ad essere il primo partito come nelle proiezioni, ma soprattutto affinché la coalizione di centrodestra possa avere la percentuale atta a dare un governo stabile al Paese. Me lo auguro, sinceramente, ma me lo auguro per tutti, perché altrimenti si rischia di tornare nella stessa situazione in cui eravamo prima delle elezioni. Magari si troveranno dei governi fritto misto, per poi arrivare alla nomina da parte del capo dello Stato, magari di un Presidente del Consiglio appunto da lui nominato. È chiaro che in questa situazione allora o crescono i partiti della coalizione di centrodestra, oppure ci sarà qualcuno che col solito 2% poi dopo governerà l'Italia, e questo è il dramma di una legge elettorale che non voglio neanche definire perché dopo rischierei di essere volgare, non mi invitate più. Però una legge elettorale che viene sempre tirata in ballo in fase elettiva e poi dopo si lascia lì. Quindi cambieremo la legge elettorale. La prima roba che facciamo, cambiamo la legge elettorale. Non mi pare che in questi 5 anni si sia lottato così tanto per cambiare la legge elettorale, che credo sia forse la cosa fondamentale da fare nel momento in cui si viene eletti, perché io ritengo che, come nei comuni, chi prende un voto in più governa per 5 anni con la maggioranza, qualora si comporti male a successive elezioni tornerà a casa. Mi piacerebbe che ci fosse la preferenza anche alle politiche, perché ricordo che è l'unico grado di elezione in cui non c'è la preferenza, quindi basta solamente segnare e i nomi sono già decisi, no? E quindi c'è una posizione già decisa. Mi piacerebbe che ci fosse l'obbligo di presenza, un po' come avviene per tutti coloro i quali vanno a lavorare. Certo. Mi piacerebbe che ci fosse l'obbligo di rimanere con chi sei stato eletto e non i salti, i cambi di casacca repentini di cui siamo abituati. Cioè, capite? Ma non è che ci voglia tanto a farla, è che è troppo difficile poi rispettarla una volta cambiata, no? Ecco, io le chiedo anche un'altra cosa. Parlavamo di alleanze, so che lei dice non voglio parlare ovviamente della mia, voglio parlare della mia ma non voglio parlare delle altre alleanze, però Letta dice se Calenda va da solo fa un piacere alla destra. Sì, ma ci rendiamo conto, si parla sempre degli altri, non si parla mai di sé. Io rimango allibito, capisco che c'è tanta paura, no, da parte loro, perché i sondaggi sono piuttosto eloquenti, però non mi pare, ecco, no, se vai da solo allora aiutiamo, no, dovresti dire no, vieni con me che facciamo una bella cosa, non dire se vai da solo vincono gli altri. Francamente, vabbè, non è che mi aspetti molto, ecco, di più, però non sarebbe il discorso che farei io, anche perché si rischia davvero di anche a livello di morale, di dar morale a Calenda, ma di toglierlo ai tuoi, perché detta così è proprio brutta, cioè sembra quasi che, almeno parlo per come sono fatto io, lì non lo so, non so che analisi abbia fatto Letta, avrà avuto i suoi buoni motivi per dirlo, io non la penso proprio così. Poi è vero che Calenda ha avuto uno scatto in avanti notevole. È vero anche che comunque si parla sempre di un partito che adesso ha il 6%, mi pare, ecco, quindi
E so che non vuol parlare di altri partiti, però insomma anche un altro partito che sta davvero perdendo i pezzi è il 5 Stelle. Con le dimissioni, fra l'altro, poi magari nel corso dei nostri telegiornali, lo dico anche ai telespettatori, sentiremo la conferenza stampa del ministro D'Incà che oggi insomma ha spiegato le sue dimissioni, sentiremo che cosa dice, sentiremo anche che cosa farà il ministro per le prossime elezioni. Ma io non parlo del ministro D'Incà perché comunque non ho, oggettivamente non avrei neanche da dir male, ecco. Ecco, Sindaco, una cosa volevo chiederle. I cittadini, e continuano a dirlo nelle nostre interviste, continuano a dire ma quando ci sono le elezioni spuntano di nuovo gli stessi nomi. No, allora, il mio non c'era fino a... Però, il suo sarebbe stato un nuovo nome, per cui... No, ma appunto non volevamo dar troppo... No, scherzo. Sì, ma di fatto sapete perché spuntano anche i soliti nomi? Perché per vincere le elezioni ci vogliono i voti e non sempre i nomi nuovi hanno la capacità, ecco, di attirare a sé questi voti. Per cui... credo sia più quello, non lo so, io il discorso dei 2 mandati francamente non è sbagliatissimo, è vero anche che però 2 mandati uno dovrebbe farseli anche in maniera tranquilla e soprattutto perdonatemi, però fare un mandato da sindaco e fare un mandato da parlamentare sono 2 cose estremamente diverse, quindi bisognerebbe suddividere i 2 mandati per ente e allora potrei anche capirlo, così francamente non... Sì, ho le mie perplessità, al netto che, ripeto, io sono molto distante dalle idee del movimento e quindi, però questa mi pareva democratica, è vero anche che poi dopo hanno litigato tra di loro perché molte delle ultime discussioni mi pare siano nate proprio dal discorso del vincolo dei 2 mandati. È vero anche, questo lo dico più da sindaco che da elettore o da membro di partito, che in questi 2 anni, specie per chi fa l'amministratore sul territorio come me, siamo stati abbastanza fermi, quindi potrebbe starci anche una deroga in tal senso, perché anch'io ho il vincolo dei 2 mandati, ma non ce l'ho perché l'ha deciso il partito, ce l'ho perché è una normativa che tra l'altro doveva andare in discussione poco prima che cascasse il governo e quindi non è andato perché volevano portare il 3° mandato anche sotto i 15.000 abitanti. E poi volevano ridare dignità alle province, tutta quella manovra che c'era, perché anche lì ci sarebbe da lavorare. Si spera possa essere riproposta una volta formato il governo. Perché lui sembra che voglia fare il sindaco a vita, no, non è questo però molto spesso si dicono 10 anni sono più che sufficienti per portare a compimento il tuo programma. Sì, forse qualche anno fa, adesso sono diventati 8 di fatto, 7 e mezzo, perché lavorare come stiamo lavorando adesso non è semplice e tenete conto che da qui in avanti con costi dei materiali, aziende che talvolta sono fallite, talvolta fanno fatica, insomma una serie di problematiche, i bandi magari vanno deserti e quindi le opere rimangono indietro perché hanno avuto aumenti di costi e nessuno che le vuole fare. Ecco, infatti sindaco, questo proprio che volevo chiederle, politica a parte, poi prima di chiudere l'aspetto politico diceva fra poco ci saranno i nomi, i candidati del Fratelli d'Italia, quando si potranno sapere? Ma assolutamente mi pare sia il 12 il termine ultimo, ma non voglio dire fesserie proprio perché ho deciso di stare fuori. Dopo lavorerò alacremente, però poi non spetta a me sceglierli, quindi no. Però una lista già. Sì, dei nomi ci sono già, ma sono al vaglio, quindi la lista non c'è perché se Roma dice no, meglio di no questo, meglio sì questo, quindi non lo so. Io è chiaro che presumo e lo spero anche, ma soprattutto per il lavoro che ha fatto, e attenzione, pur non essendo trevisano lui, però è come se lo fosse di adozione, io mi auguro che Luca De Carlo il suo posto
all'uninominale ce l'abbia, perché è stato davvero ed è un grande coordinatore regionale, è sempre presente, lo chiami e risponde, cioè quella è la gente della quale abbiamo bisogno noi a Roma, per cui ecco. Ci sarà anche qualche altro nome veneto? Veneto Trevigiano. sicuramente, Trevigiano me lo auguro, mi auguro anche quello, abbiamo una bella lista di nomi e che poi insomma se andate a vedere qual è la storia del partito trevigiano e chi c'è, lo potete anche ben immaginare. Ripeto, secondo me il punto fermo è che ci sia il senatore De Carlo, e non è una captatio benevolenza, non è neanche piaggeria. Lui si è comportato davvero bene nei confronti del territorio e quindi credo che sia il minimo che gli sia dovuto davvero. Ecco Sindaco, prima di chiudere la domanda è, insomma, sindaci che sono stati davvero sempre in questi 2 anni, soprattutto sul fronte proprio per gestire una situazione difficilissima che continua a trascinarsi, perché insomma lo stava dicendo lei, materie prime, carburante, aziende che chiudono, manodopera che manca, perché poi sembra paradossale ma è così, no, è proprio così. Quindi una situazione difficilissima sul fronte economico anche nei comuni. Sì, e non dimentichiamo tutta la parte relativa alle difficoltà delle famiglie, che chiaramente sono aumentate, quindi le famiglie bisognose sono aumentate, vuoi a causa della perdita del lavoro, vuoi per una serie di problematiche. E tutta la parte relativa al disagio giovanile, che anche lì purtroppo ecco, bisognerebbe che si capisse che le risorse sono quelle, al netto di chi ne ha di più, chi ne ha di meno, ci mancherebbe, quello è sacrosanto, però ecco l'attenzione adesso del comune viene spostata e viene focalizzata tutto sul sociale e sugli aiuti, che non devono essere aiuti, attenzione, fini a se stessi. Bisogna che ci siano delle progettualità, però di fatto bisogna andare incontro a queste famiglie. La buca sulla strada, che per l'amor di Dio ha dignità, e non sto dicendo, però dovrebbe essere messa un po' in secondo piano, perché guardate, io ho dovuto, faccio l'esempio che faccio spesso, però mi è capitato qualche giorno fa, ho dovuto inserire una minore in una comunità sanitaria, vi dico sono circa 300 euro al giorno, mi era stata proposta una comunità da 430 euro al giorno, moltiplicatelo per 300 giorni, capite la spesa che ha un comune per una cosa del genere, no? Per cui ecco, anche quando il cittadino vede degli interventi mirati magari all'inserimento dei giovani o di particolari giovani sul territorio, non lo prenda come un aiuto così, ecco, aiuta sempre quei, no, perché questa è prendetelo come una prevenzione rispetto a questi casi che poi dopo accadono, e allora sì, poi è difficile andare avanti. Sarà un autunno caldo sotto ogni profilo. Detta così sembra una battuta, perché anche l'estate è stata abbastanza calda, mi pare, e lo è ancora, lo è tuttora. Sicuramente sarà un ottobre tosto, però ormai noi sindaci ci siamo abituati e siamo pronti, ecco, a ogni evenienza. È chiaro che ci si augura di vedere questa famosa luce che pare... No, in fondo al tunnel, pare che sto tunnel o è tanto lungo o la luce con quello che costano, dicevano una volta, l'hanno anche spenta. No, però ecco, io mi auguro che si possa... Oggi hai bevuto il vino? No. Ma io sì. Quindi... E anche questo lo vedremo nel nostro telegiornale, perché insomma è una tradizione quella del 1° di agosto, insomma il vino a stomaco vuoto, e non avrei potuto farla diretta. Ecco, vedi, io invece sono venuto lo stesso proprio. Dunque Sindaco, io la ringrazio davvero. Io ho visto sullo schermo prima, non so se è ancora, la nostra Chiara Gaiani,
eccolo qui, che parla di inquinanti nelle acque. C'è stato un vertice in comune. Io prima di cedere la parola alla Chiara vorrei salutare e ringraziare Marco Della Pietra per essere stato con noi. L'avremo ancora, perché ovviamente si parlerà sempre di politica fino al 25 di settembre, ma non solo, parleremo anche di altro ovviamente. Tante le iniziative anche nel comune di Spresiano, tante le iniziative sul fronte degli incidenti stradali, ne riparleremo ancora perché è uno degli argomenti, insomma, purtroppo di cui si parla sempre nei nostri telegiornali. Sindaco, intanto io la ringrazio. Ringrazio io te, ringrazio i telespettatori e niente, buon 1° agosto a tutti. Grazie Sindaco. Io intanto ho visto Chiara Gaiani. Chiara, intanto buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Dunque Chiara, tu sei davanti vicino al comune perché parli di inquinanti che sono nelle acque c'è stato un vertice, giusto? Sì Daniela, ti confermo. Allora, da giorni vi stiamo raccontando qual è la drammatica situazione che stanno vivendo le acque interne della città di Padova, una città ricca di canali tra l'altro dove è anche fiorente la fauna, ci sono molti pesci che ci vivono, o meglio ci vivevano. La siccità sta mettendo in ginocchio proprio questo ecosistema interno alla città di Padova. Da qualche settimana il comune di Padova ha dato vita ad un tavolo permanente con tutti gli attori protagonisti nella ricerca di affrontare questa emergenza. Il tavolo è riunito proprio in questi minuti all'interno di Palazzo Morone, presiederlo il vice sindaco Andrea Michalizzi, con lui ci sono i tecnici di ARPAV e anche della provincia di Padova. ARPAV che la scorsa settimana ha effettuato una campionatura urgente delle acque della città, una campionatura i cui risultati sono stati portati proprio all'attenzione del tavolo di oggi, sono noti a Palazzo Moroni da sabato. Che cosa è stato rilevato? Quale presenza è stata rilevata all'interno delle acque? Quella di un elevato numero di batteri, di ammoniaca, di acido solfidrico. Adesso stanno appunto analizzando i tecnici le concentrazioni presenti per decidere quali sono i futuri provvedimenti. Sul tavolo una nuova ordinanza che potrebbe essere firmata dal sindaco nelle prossime ore di divieto di avvicinamento ai fiumi e ai canali della città. Che cosa significa? Che non si potrà scendere l'argine, ovviamente non si potrà pescare all'interno delle acque di questi canali e non si potrà neppure andare in barca. Tra l'altro insomma c'è una fiorente società canottistica proprio che ha sede nella città di Padova. Ti dico che insomma il colpo d'occhio in questo momento nelle acque dei canali non lascia capire a chi arrivasse in città in questo momento qual è il dramma della situazione. Un po' di acqua complice le piogge dei giorni scorsi è tornata, ma l'allarme è ancora alto e c'è grande preoccupazione, come ti dicevo poc'anzi, proprio sul fronte igienico-sanitario. Ecco, staremo a vedere che cosa deciderà il tavolo, che dovrebbe concludersi nel giro di circa una mezz'ora. Se abbiamo altri aggiornamenti ovviamente ci ricollegheremo con te. Nel frattempo, se non hai altre domande, Daniela, ti restituirei la linea da Padova. Davvero Chiara, grazie. Ovviamente chiedici la linea se ci sono novità su questo fronte. Grazie e buon lavoro. Dunque, ritorniamo a parlare di politica. Mi hanno raggiunto due ospiti, ve li presento immediatamente. Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD, buongiorno. Buongiorno, grazie. E il Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dovremmo avere anche, se si collega, se ancora non si... Eccolo qui, invece lo vedo, Giuseppe Paolini, deputato della Lega. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Grazie per l'invito. Dunque, partiamo dal fatto che questa sarà un'estate calda. Possiamo dirlo in tutti i sensi, non solo a livello meteo. Ancora non si capisce molto di alleanze, tutto aperto, c'è un asse, si dice insomma il terzo polo, l'asse Renzi-Calenda che potrebbe esserci. Il PD sembra aver aperto a Calenda, però Calenda non sembra ancora convinto, però questo dice può favorire la destra. E un altro aspetto che vorrei trattare, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del ministro D'Incà del Movimento 5 Stelle che sapete ha lasciato il movimento, un po', e questo lo chiedo a Girotto, un movimento che sta perdendo un po' i pezzi, si può dire?
Si può dire tutto e il contrario di tutto. Credo che ai cittadini italiani interesserà non tanto le alleanze ma quanto i punti del programma. Non credo che moltissimi seguiranno con grande attenzione perché chiaramente c'è una grossa disaffezione alla politica, c'è un progressivo abbandono dell'interesse verso la politica e questo purtroppo è la prima grande sconfitta di qualsiasi società, perché quando c'è disaffezione verso la politica vuol dire disaffezione verso se stessi, perché la politica, potremmo parafrasare una celebre frase, è un male necessario. O facciamo diciamo con un sistema anarchico, ma gli svantaggi supererebbero di gran lunga i vantaggi, oppure i cittadini devono interessarsi di politica. Credo che non gli interessino molto le alleanze quanto i punti programmatici, per cui noi già una grossa fetta dei nostri punti li abbiamo indicati con quella più o meno famosa lettera che avevamo consegnato al Presidente Draghi con quei 9 punti appunto alla fine programmatici. Quindi insisteremo su quelli, gli altri punti sono noti da tempo perché non abbiamo cambiato idea sulle nostre battaglie principali, dall'ambiente alle energie rinnovabili, al reddito di cittadinanza, quindi a uno stato di welfare, una diminuzione del cuneo fiscale, eccetera. Quindi noi faremo come 5 anni fa, diremo questi sono i nostri punti programmatici, chi se la sente di condividerli è benvenuto. Le alleanze sono importanti, diceva il senatore, sono importanti invece i punti del programma, però certo che senza alleanze è un po' difficile, giusto? Abbiamo sentito se non c'è un'alleanza, insomma, a sinistra si rischia di favorire ovviamente le destre. Il 25 settembre si gioca una partita molto importante per l'Italia. E come in ogni sport una partita la giochi secondo quelle che sono le regole del gioco. Purtroppo noi siamo qui ad affrontare una campagna elettorale, a prepararci a questo turno elettorale importante con una legge elettorale che chiaramente ha dei limiti pesanti. Tutto il ragionamento fatto su alleanze elettorali, tecniche, politiche sono praticamente il prodotto di questa legge elettorale. Quindi noi dobbiamo chiaramente distinguere i piani, da una parte quello che può essere una serie di diciamo, manovre, di azioni che vanno fatte sul terreno dei rapporti politici per cercare di costruire le condizioni per proporci il 25 settembre con una proposta vincente dal punto di vista elettorale. Dall'altra parte però è chiaro che con questa legge elettorale credo che sia importante innanzitutto la chiarezza con cui ci si presenta agli elettori, chiarezza e la credibilità. Quindi noi come Partito Democratico in questo momento ci stiamo concentrando su quelle che sono le proposte che vogliamo presentare agli italiani. Riguardo al tema che rimbalza nei giornali, nelle cronache, riguardo appunto le alleanze, lei prima diceva Calenda, Calenda sì, Calenda no, Enrico Letta è stato molto chiaro nella riunione della direzione nazionale la settimana scorsa, ponendo 3 criteri per definire il piano delle alleanze. Primo è che si creino le condizioni perché chiunque decida di aderire, diciamo, al nostro percorso generi un valore aggiunto. È ovvio che noi abbiamo bisogno di espandere il consenso per riuscire a portarlo via banalmente al centrodestra. Il secondo è lo spirito costruttivo. Chiunque si presenta al tavolo per poter costruire un programma elettorale, che sarà un programma di governo, deve presentarsi con spirito costruttivo. E il terzo è quello di non mettere veti. Allo stato attuale, con l'interlocuzione con Calenda, risulta essere difficile soprattutto per questi ultimi 2 requisiti. Lo spirito costruttivo perché mi sembra che invece ci sia più la volontà di provocare, in questa fase qui un po' di capitalizzare visibilità. E quello dei veti è un altro tema su cui chiaramente noi non possiamo accettare. E poi su questo le farò un'altra domanda, però prima volevo chiedere a Pauline, insomma, tra tutto questo un po' marasma di alleanze che non ci sono, che ci sono, la destra in questo momento sta alla finestra e guarda. Ma sì, io stavo ascoltando le difficoltà dei nostri avversari. Noi di contro il centrodestra è compatto, sta lavorando sul programma. Certamente non ci interessiamo di legge elettorale, noi siamo concentrati
sulle priorità che avrà il programma del centrodestra, quindi lavoro, tasse, sicurezza, lo stop al Fornero, la flat tax, importante per il Veneto l'autonomia, che ricordo ci è stata lungamente rimbalzata sia dal Movimento 5 Stelle prima e poi anche dal PD. Ecco, noi siamo concentrati, assistiamo a questo spettacolo che ci offrono i nostri avversari, che richiamano pericoli come il fascismo o le ingerenze russe. Noi diciamo le priorità dei veneti e degli italiani sono altre, soprattutto adesso in questa emergenza. Il caro bollette, il gasolio e la benzina, questi sono i problemi. Il governo è ancora attivo, anche il Parlamento è attivo e stiamo affrontando queste cose. Non ci sarà uno stop tra questo governo e il prossimo, quindi secondo me bisogna velocemente avviarsi a risolvere i problemi. Prima di continuare, insomma, parlare di programmi e di alleanze, le volevo chiedere anche, è venuta fuori adesso in questo momento una notizia che da Venezia, un contributo di 5.000 euro di ogni consigliere regionale della Lega per finanziare le prossime elezioni politiche. Ovviamente è scattato il malumore. Non so, ho visto l'articolo, non conosco nel dettaglio la questione. No, so che noi tutti ad ogni campagna elettorale siamo chiamati ad aiutare il movimento per affrontare le spese della campagna elettorale. Il sottoscritto poi è responsabile organizzativo e lo sa benissimo. Quindi non credo, adesso valuteremo la polemica che portata ha, ma non credo ci sia nulla di strano. Ognuno di noi versa una quota mensile per sostenere il movimento e anche per le campagne elettorali è lo stesso, quindi non riesco a capire la polemica dove sta. Comunque la chiariremo, non ci sono problemi. Invece torniamo a parlare di alleanze, si parlava di veti, insomma questo è stato uno dei problemi che un po' ha fatto crollare poi un governo che già insomma era un governo che ha avuto delle difficoltà, era proprio quello dei veti. Era un governo, è tuttora perché è ancora in carica, sia pure per il disbrigo degli affari correnti, però è un governo di unità nazionale che è stato messo in piedi a seguito di un appello da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tutte le forze politiche, un appello di responsabilità in relazione a quelle che erano e che sono tuttora le tre grandi emergenze in cui ci troviamo: l'emergenza sanitaria, l'emergenza sociale e l'emergenza economica. Tra l'altro tre emergenze aggravate ulteriormente da quello che è successo dal 24 febbraio ad oggi, cioè con la guerra in Europa, la guerra alle porte nostre, insomma. E quindi è stato un governo chiaramente particolare, eccezionale, dal nostro punto di vista un'esperienza irripetibile, non nel senso positivo del termine, nel senso che non si può ripetere un governo con dentro noi, con dentro Salvini, con Berlusconi. Io credo che abbiamo voluto rispondere con responsabilità a quell'appello, credo che il governo Draghi abbia messo in campo una serie di provvedimenti. Però non ha citato il Movimento 5 Stelle. Beh, col Movimento 5 Stelle noi venivamo da un'esperienza di governo insieme che aveva prodotto dei risultati importanti. Ricordo primo fra tutti quello di mettere in sicurezza il Paese nell'esplosione di una pandemia. Non dimentichiamoci questa insicurezza del Paese non solo dal punto di vista sanitario ma dal punto di vista anche economico e sociale, perché in altre situazioni storiche un Paese non avrebbe retto di fronte a quello che è successo. Quindi lei non esclude Io credo che col Movimento 5 Stelle abbiamo fatto un percorso importante insieme in alcune città, lo stiamo facendo, in alcune regioni, penso anche nella regione Lazio si sta facendo. Ci sono molti punti in comune con il Movimento 5 Stelle, l'ha ricordato il senatore riguardo anche il tema dell'ambiente, il salario minimo. Quindi chiaramente ci sono secondo me dei margini per poter pensare insomma a costruire qualcosa. È ovvio che oggi pesa moltissimo e questo lo dico con rammarico perché io sono stato uno di quelli che ha creduto nella possibilità, anche sulla base di un giudizio veramente positivo del governo Conte, cosiddetto Conte bis,
pesa tantissimo la scelta che è stata fatta un mese fa, ormai un mese fa, anzi no scusate, il 20 luglio, quindi 10 giorni fa, di far cadere il governo. L'onorevole Paolin citava le emergenze e le priorità su cui loro si vogliono concentrare, il caro bollette, l'inflazione, ma erano tutte emergenze e priorità che erano chiaramente al tavolo del governo e su cui si stava cercando di intervenire. Ricordiamoci che proprio il giorno prima della caduta del governo, con il ministro Orlando, le parti sociali e il presidente Draghi, si era praticamente avviato alla conclusione un accordo per poter garantire quel famoso e tanto auspicato taglio del cuneo fiscale, per garantire ai lavoratori una mensilità in più in busta paga a fine anno. Quella è una scelta che purtroppo pesa, perché poi abbiamo visto che il centrodestra, segnatamente Berlusconi e Salvini, hanno colto la palla al balzo, anche con un certo cinismo, per portare a questa situazione. Purtroppo questa è una situazione che è difficile da risolvere, complice anche una legge elettorale che non aiuta in questo momento la costruzione di coalizioni, ma di alleanze elettorali tecniche. Io credo che comunque noi dobbiamo avere ben chiaro, insomma, che l'obiettivo è il 25 settembre riuscire a consegnare agli italiani un paese in grado di andare avanti, di guardare sui temi del lavoro, dell'ambiente, nel solco di quello che è stato fatto in questi mesi senz'altro. Ecco, io volevo anche leggervi le parole di Salvini, dopo sentiremo anche Paolin. Dice: se ci date fiducia torneremo, durante ovviamente a Chioggia per un incontro elettorale, dice: se ci darete fiducia torneremo a proteggere i confini del nostro paese e portare sicurezza nelle nostre città, perché non è possibile vedere migliaia di sbarchi incontrollati, ed è tornato dunque a parlare degli sbarchi dei migranti. Senatore? Ma se gli italiani fanno un po' di ricerca a ritroso nei decenni passati, vedranno che il discorso dell'immigrazione è un rubinetto che viene chiuso parzialmente in situazioni tra virgolette normali e si riapre improvvisamente, guarda caso, quando si riaccendono i giochi per le elezioni. Ma credo che, come ha detto il collega del PD, gli italiani abbiano ben altre emergenze, hanno un prezzo dell'elettricità che è 10 volte superiore a quello di 2 anni fa, 10 volte, e noi siamo ancora a livello di punta dell'iceberg nelle conseguenze, perché fino a questo momento le aziende hanno, come si dice, tenuto botta con 1000 espedienti, con 1000 sistemi, ma sono in gravissima difficoltà. E poi c'è l'emergenza del super bonus, che ha causato un blocco di 30.000 aziende che sono sull'orlo del fallimento, aziende che si erano fidate dello Stato, che avevano iniziato una partita con determinate regole, e questo governo, che noi responsabilmente avevamo cercato di tenere in piedi proprio per l'appello del Presidente della Repubblica, per la situazione di straordinaria emergenza che stavamo vivendo, questo governo ha deliberatamente sfasciato, perché invito ancora una volta i cittadini a leggere la norma originale del super bonus 110, che non pone limiti alle cessioni, non pone limiti né come platea dei possibili compratori del credito, né come numero di volte con cui questo credito, questa pseudo cambiale poteva essere girata, e la cambiale, lo sanno tutti, è stato lo strumento che ha fatto ripartire l'Italia nel dopoguerra. Quindi il motivo per cui siamo in questa situazione è perché a livello di filiera edile, che è la madre di tutte le filiere, parlate con qualsiasi associazione di impresa, nessuna è in grado di spiegare il comportamento del governo. Io, come Presidente della Commissione Industria, sono 4 anni che colloquio giornalmente con i presidenti di ANCE, di Lega Coop, di Confartigianato, CNA, Confindustria, eccetera, eccetera. Nessuno ha capito perché il governo ha voluto distruggere questo strumento che in Europa ci viene lodato e che è stato determinante per aumentare del 6,6% il PIL lo scorso anno. E poi fatevi l'altra domanda: perché a livello globale tutti i giorni le fonti fossili ricevono sussidi tutti i giorni, ogni giorno, per 16 miliardi di euro. A livello globale le fonti fossili ricevono sussidi statali pubblici per 16 miliardi di euro. Noi sono 2 anni che abbiamo promulgato una legge sulle comunità energetiche rinnovabili, che sono assolutamente il futuro, che immediatamente, molto velocemente, è la soluzione più veloce, ci permette di abbassare la bolletta, e questo governo non ha speso una parola su questo strumento, tra l'altro votato all'unanimità
da tutti i colleghi, perché il collega PD e il collega Lega sanno perfettamente che è uno strumento votato all'unanimità. Quindi questa è l'emergenza degli italiani, abbassare il prezzo dell'energia. Con le comunità energetiche si può fare, noi fino all'ultimo momento in cui saremo presenti in Parlamento continueremo a ripeterlo. Paolin. Beh, allora, sorprendente che il senatore Girotto ha dribblato la domanda sull'immigrazione. Non possiamo che constatare che l'immigrazione è un problema. Gli sbarchi che stiamo vedendo proprio in questi giorni continuano. L'hotspot di Lampedusa è in condizioni che definirei disumane per sotto qualsiasi aspetto si voglia vedere. Credo che l'emergenza vada affrontata, ma appunto per aiutare gli italiani noi non possiamo da soli affrontare tutti questi sbarchi che si susseguono sulle nostre coste. L'Europa sotto questo punto di vista non risponde. Vi voglio far ricordare cosa fa la Spagna, come tratta i migranti. Quindi il problema va affrontato, giustamente Salvini lo sottolinea, perché adesso vediamo, anche oggi è stato assegnato un porto a una nave, a un ONG, non possiamo chiudere gli occhi e dire che le emergenze sono altre. L'emergenza degli sbarchi è un'emergenza che si aggiunge al caro bollette, agli aumenti del gasolio e della benzina. È un problema che va affrontato e va affrontato anche con l'Europa, responsabilizzando l'Europa. Non possiamo da soli permetterci di affrontare tutti i problemi. Quindi giustamente il segretario Salvini lo sottolinea, il prossimo governo, se sarà di centrodestra, verranno ripristinati i decreti sicurezza che il governo del 5 Stelle e del PD avevano smantellato e che avevano dato dei risultati, perché vi ricordo un dato: i 3.600 sbarchi del 2019 contro i 40.000 del 2022, quindi insomma i numeri ci aiutano sotto questo profilo. Zorzi, vedevo che prima scuoteva la testa. Sì, perché era prevedibile, no, che di fronte a l'avvio della campagna elettorale la Lega giocasse subito la carta dell'emergenza sbarchi. Ha ragione l'onorevole Paolin nel dire che è un tema che deve essere affrontato a livello europeo, ma diciamola tutta. L'Europa da questo punto di vista credo che abbia il dovere di assumere una posizione per fare in modo che quello che è una questione solo italiana, così come una questione solo greca, solo spagnola, diventi una questione europea. Peccato che in Europa gli oppositori di qualsiasi ragionamento di condivisione di questa situazione siano proprio gli amici di Salvini, i vari Orban e tutti i vari capi di governo di quello che è il cosiddetto blocco Visegrad, cioè i paesi dell'est a trazione destra pura. Quindi non ci siamo da questo punto di vista, così come non ci siamo nel considerare l'immigrazione un'emergenza. Io credo che l'emergenza sia la pandemia in questo momento, l'emergenza sia l'aumento dei prezzi. L'immigrazione va considerata, deve essere considerata alla stregua della disoccupazione, della precarietà, cioè va affrontata come un problema strutturale, non con interventi emergenziali, perché sennò non ne usciamo più. A maggior ragione adesso ci troviamo in un mondo, no, in cui abbiamo il grano che Putin sta tenendo sotto sequestro in Ucraina, che rischia di affamare milioni di persone nei paesi più poveri. Abbiamo gli effetti del cambiamento climatico che rischiano di creare una situazione di ingestibilità in molte parti dell'Africa, dell'Asia, con conseguenti flussi migratori, perché la gente deve scappare via da posti che sono ormai diventati inospitali. Quindi di fronte a queste situazioni qua non possiamo pensare che l'immigrazione vada considerata come un'emergenza e quindi tamponare, va affrontata come un problema strutturale. Bene, detto questo ci sono due possibilità: o apriamo i confini e quindi accogliamo tutti quelli che arrivano, oppure, come dice Salvini, chiudiamo i porti. In realtà non è così, c'è una terza via, che è quella di riuscire a intervenire, così come ci chiedono gli imprenditori, gli artigiani, gli agricoltori, intervenire sul decreto flussi, aumentare dunque le quote regolarizzate, permettere quindi l'arrivo di cittadini stranieri che vengono qui sulla base appunto anche di un fabbisogno, diciamo, anche del sistema economico, che possono integrarsi nel nostro paese, che possono dare un contributo importante. Attenzione,
ricordiamoci che il sistema previdenziale italiano, così come tutti gli altri sistemi previdenziali, regge sulla base dei contributi delle persone che lavorano. In una situazione di denatalità, nel breve periodo, il sistema previdenziale rischia di andare KO e quindi è importante avere nuova manodopera, ma questo ce lo dicono gli artigiani, gli imprenditori, quelli del nostro territorio, quelli che in teoria dovrebbero essere il bacino elettorale, o meglio così si sono in pratica i leghisti assunti, l'esclusività di quel bacino elettorale. Non è così. Quindi il decreto flussi è importante, aumentare anche i corridoi umanitari, perché adesso è innegabile che nelle situazioni in cui ci troviamo, con la guerra, con le destabilizzazioni provocate dalla guerra in tante altre parti del mondo, arriva gente qui da noi che obiettivamente scappa da situazioni di violenza, di violazione esplicita dei diritti umani, dei diritti fondamentali. Ecco, su queste basi si può intervenire, chiaramente sistemando la burocrazia, agevolando quelli che sono i tempi anche per il riconoscimento dell'asilo, tutte le varie pratiche, anche quelle del rimpatrio. Tutto questo però deve essere fatto non in un'ottica emergenziale ma in un'ottica strutturale, inevitabilmente, altrimenti si raccontano solo frottole agli italiani. Ecco, prima senatore lei sottolineava il fatto che siamo in una situazione di vera emergenza, non solo sanitaria, perché abbiamo visto anche a livello economico la situazione non è facile, è aumentata la povertà, insomma, caro bollette, caro benzina, situazione difficilissima per gli italiani, c'è anche una disillusione da parte proprio degli italiani nella politica, c'è un po' ancora la paura che qualcuno dell'astensionismo, che la gente non venga a votare, secondo lei? Ma sì, diciamo che questi sono aspetti sociologici, filosofici che esistono da sempre nella società. È chiaro che, l'ho detto all'inizio, la società ha bisogno della politica perché l'alternativa è l'anarchia e non credo che nessuno di noi voglia tornare, diciamo così, alla preistoria in cui chi aveva la mazza più grossa, i muscoli più forti vinceva. Quindi l'appello e la considerazione è sempre la solita, cioè noi non è che siamo persone speciali, noi siamo cittadini che hanno le loro competenze, la loro storia di vita e che semplicemente a un certo punto capiscono che è importante non rimanere passivi, perché poi l'alternativa è molto semplice, la politica o si fa o si subisce, quindi uno deve decidere se vuole fare il cittadino che al bar critica il governo e troverà sempre milioni di motivi per criticare il governo perché non ci sarà mai la perfezione assoluta, oppure il cittadino che va partendo dal consiglio comunale va e si interessa del comune e poi a seguire chi vuole interessarsi della provincia, della regione, della nazione, eccetera, eccetera. Quindi noi non è che facciamo un discorso per prendere più o meno voti, noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi 9 anni cercando di venire incontro ai cittadini, perché siamo cittadini normali, lo dimostra il fatto che semplicemente adesso moltissimi di noi sono in scadenza del secondo mandato e quindi non ci candideremo più. Io non sarò più candidato come moltissimi altri colleghi, ma continuerò a fare, diciamo così, da cittadino quello che posso per gli altri cittadini. Io volevo anche leggere un'altra cosa, non per tornare su Salvini, però sta lanciando ovviamente proprio delle discussioni che poi interessano anche i cittadini. Dice: chi vota la Lega vota per azzerare la legge Fornero, nel nostro anno di governo lo abbiamo già dimostrato, con quota 100 sono andati in pensione 400.000 lavoratrici e lavoratori e tanti giovani hanno cominciato a lavorare. Quello della pensione e di tutti questi aspetti ovviamente interessa tantissimo i cittadini e questo è... Parto da lei. Mi viene in mente, appena si sente parlare di queste cose, legge Fornero eccetera, io vorrei capire allora Salvini che come fa a interloquire con quella che hanno nominato la Presidente del Consiglio in carica, Giorgia Meloni, che era al governo nella maggioranza di Monti votando la legge Fornero, per esempio, no? Perché anche di questo dobbiamo parlare. Guardate, le pensioni sono un tema, il sistema previdenziale è un tema grossissimo, così come il potere d'acquisto delle famiglie, così come questa inflazione che si mangia i salari già bassi. Io credo una cosa, da qui al 25 settembre si diceva prima la politica, no? la funzione della politica. Purtroppo veniamo da un lungo periodo di
di sentimenti di antipolitica. Mi dispiace senatore, ma credo che anche in parte sia stato in qualche maniera alimentato quantomeno alle origini, no, di quello che è stato il Movimento 5 Stelle, così come la Lega, tutti i vari movimenti che hanno un po' cavalcato su questo discorso dell'antipolitica. In realtà la politica serve molto nella misura in cui sa dare risposte concrete ai cittadini. I lavoratori, le famiglie, chi fa impresa in questo momento, soprattutto in questo momento, chiedono risposte concrete sui prezzi, sulle bollette, sulla mancanza di medici di base, sulla mancanza di manodopera, sul fatto che hanno i figli che non riescono a costruirsi progetti autonomi di vita perché non hanno i soldi per pagarsi un affitto indipendentemente, devono stare a casa con i genitori. Su queste risposte, su queste domande noi dobbiamo dare risposte concrete e solo così la politica svolge la sua funzione, altrimenti possiamo tranquillamente distrarre i cittadini parlando dell'emergenza sbarchi, parlando di altre questioni che di fatto vanno a intaccare ben poco quello che è la vita quotidiana, quello che discutono a tavola le famiglie alla sera. E innanzitutto c'è il problema di stipendi bassi, c'è il problema di un'inflazione che è la peggior tassa regressiva perché colpisce ovviamente senza progressività e quindi chi sta peggio paga di più. Ricordiamoci che l'inflazione va a colpire i prezzi dell'energia e i beni alimentari che corrispondono esclusivamente, cioè solo questi al 40% del paniere di spesa di una famiglia, quindi capite bene di cosa stiamo parlando. Su questi temi bisogna dare risposte, altrimenti si fa solo propaganda. Paolin. Sì, replico che non si tratta di propaganda se notiamo il problema delle baby gang che è frutto di un'immigrazione incontrollata. Cioè, probabilmente Zorzi non parla con quelle famiglie che vedono questi problemi, che vediamo questi problemi. Maggior parte dell'immigrazione finisce come manovalanza della criminalità, il caporalato. Cioè, non gestire questa che, ripeto, è un'emergenza, perché è un'emergenza con tutte le altre, e noi ci siamo proposti di affrontarla. Cioè, è un problema. Il discorso della sicurezza, io non so dove vive Zorzi, però comunque il problema dei furti che sono aumentati, le statistiche in qualche caso ci dicono che sono diminuiti, sì, perché è diminuita. I piccoli casi non vengono denunciati, ma il quadro che abbiamo è comunque preoccupante. Ecco, la Lega si propone di risolvere questi problemi, di risolvere l'immigrazione, chiedendo all'Europa un'assunzione di responsabilità, perché non possiamo mantenere tutti. Dobbiamo dare una mano alle nostre famiglie e quindi dobbiamo trovare le risorse. Quindi risolvere il problema dell'immigrazione, disciplinandola, organizzandola e aiutare le nostre famiglie e le nostre imprese. Questo si propone il centrodestra. Le scelte sono chiare. Ricordo oggi una proposta della Lega che la ministra Bonetti ha annunciato oggi, il bonus degli 800 euro per i genitori separati che non riescono a pagare gli assegni di mantenimento dei figli. Queste sono risposte che la Lega e il centrodestra danno ai problemi reali delle famiglie. Poi, se vogliamo discutere, cioè, il Movimento 5 Stelle e il PD saranno sottoposti, come la Lega, al vaglio al 25 settembre degli elettori. Credo che il nostro messaggio sia chiaro e semplice e credo che verrà premiato. Prima vedevo, senatore, che non era d'accordo. Ma una cosa sola, l'abbiamo detta 100 volte, se la Camera 1 può inquadrare... Sì, dovrebbe alzarlo un attimo, vediamo se riusciamo... Eccolo qua. Sì. Ecco, così se lo alziamo, perfetto. Allora, l'ha detto anche il collega PD, gli immigrati sono una risorsa netta in termini di INPS, cioè tra quello che versiamo loro e quello che riceviamo da loro, gli immigrati sono una risorsa netta. Per cui... Ha detto anche altre cose Tridico sta difendendo il reddito di cittadinanza. Vi ricordo che non siamo riusciti a chiedere il certificato di residenza per, non dico dimezzare, ma quasi... Anche Banca d'Italia ha sostenuto il reddito di cittadinanza. Tutta gente sul libro paga di 5 Stelle, evidentemente. Scusate, parliamo magari una volta se non riusciamo a capire. Ma ha interrotto lui. Sì, no, facciamo... Del super bonus.
Senatore, facciamo un attimo finire, deputato, facciamo finire il senatore che stava finendo il... Lo ha detto il collega PD, l'immigrazione è chiaramente un aspetto problematico, è chiaramente una cosa che va affrontata a livello strutturale, perché appunto non è pensabile di fare provvedimenti spot, quindi ci vuole chiaramente un quadro europeo che gestisca un problema globale. Ma in questo momento non credo che la maggior parte degli italiani lo vedano come il problema in assoluto, perché fanno fatica ad arrivare no a fine mese, a metà mese. E poi ricordo al collega della Lega che gli italiani non hanno nulla da insegnare, nulla da imparare da nessuno, purtroppo, per quanto riguarda la criminalità, perché mafia, 'ndrangheta, camorra, tutta la criminalità organizzata, purtroppo l'Italia ha le sue grandi capacità organizzative in questo senso. Quindi io credo che il famoso detto che tutto il mondo è il paese vada bene anche in questo caso, cioè gli italiani ci sono tantissime bravissime persone, degli stranieri ci sono tantissime bravissime persone. È chiaro che non possiamo pensare che se arrivano 10.000 stranieri in Italia siano tutti 10.000 bravissimi, però ieri la persona che ha ucciso un extracomunitario era italiana. Deputato. Beh, ricordo al senatore che vada a vedere le percentuali sulle nostre carceri degli extracomunitari. Cioè, adesso io non dico che l'extracomunitario è un delinquente, però quando l'immigrazione è incontrollata, l'effetto che vediamo lo possiamo chiaramente vedere nelle nostre carceri. Quindi, ripeto, le posizioni sono chiare. L'elettore avrà modo di premiare o la nostra, la proposta del centrodestra, che vuole ordine, disciplina e chiarezza, e invece un'immigrazione incontrollata che mi sorprende venga anche sbandierata dicendo che questi ci pagheranno le pensioni. Nel frattempo noi dobbiamo mantenerli e mi sembra che la cifra che ci costano non sia indifferente. Poi volevo anche aggiungere per il senatore, il super bonus si è rivelata la più grande truffa italiana. Sì, ha mosso grandi risorse, però no, non lo dico io, mi dispiace. Ma cosa dice l'Agenzia delle Entrate? Sono gli altri bonus, dai, ormai lo sanno anche i sassi, sono gli altri bonus. No, la truffa più grande è il super bonus. No. Andava ripensata, l'unica cosa che mi sento di dire è che bisogna uscirne. Non possiamo lasciare le imprese a metà del guado a rischiare i fallimenti, e quindi in qualche maniera bisogna uscirne. Però la misura va completamente rivista e ripensata. Faccio rispondere un attimo il senatore, perché dopo volevo dare la parola. No, ma non voglio neanche annoiare gli italiani, lo sanno anche i sassi, ormai lo ha detto l'Agenzia delle Entrate ufficialmente in commissione portando i documenti. Non è il super bonus quello che ha causato le truffe. Il super bonus ha una percentuale di ottemperanza, cioè di regolarità, del 97%. 97% delle domande sono regolari, una cifra che anche in Svizzera ci invidiano. Per cui non è il super bonus assolutamente che ha causato le truffe miliardarie. Zorzi. No, rispondo senza continuare con questa polemica, perché sembra se no che ci vogliamo parlare un po' addosso, e da qui al 25 settembre credo che invece sia importante parlare agli italiani in maniera chiara e seria. Però rispetto a quello che ha detto l'onorevole Paolin, che mi chiede dov'è che vivo, io vivo a neanche 20 km da dove vive lui, perché lui è di Possagno, io sono di Castelfranco Veneto, viviamo entrambi la provincia di Treviso, che è stata certificata dalle forze dell'ordine come una delle province più sicure dal punto di vista della criminalità, della microcriminalità. È evidente che ci sono dei fenomeni, questo lo conosciamo bene, fenomeni di violenza giovanile che sono esplosi in alcuni importanti centri di questa provincia,
Ma io credo che a tutto si possa trovare una soluzione se c'è uno Stato che è presente in termini di presenza fisica. Io ho parlato con sindacati di polizia che mi hanno rappresentato un problema serissimo di mancanza di personale, al pari della stessa carenza che c'è nelle corsie degli ospedali. Allo stesso modo abbiamo una carenza di personale sul territorio della Polizia di Stato, così come con i comuni, il personale che si occupa di assistenza sociale, di assistenza di comunità, operatori, educatori, sta venendo meno. Io credo che sia importante effettivamente intervenire in questi termini a 360 gradi, non vedendo soltanto il fenomeno come un problema di stranieri, perché tra l'altro nelle cosiddette baby gang c'è di tutto, ci sono gli stranieri, ci sono le seconde generazioni, ci sono italiani, perché a Castelfranco ho ben chiaro com'è la situazione e vi posso garantire che non sono assolutamente solo e esclusivamente stranieri, ma è un fenomeno generazionale più che chiamiamolo di appartenenza, di origine etnica, chiamiamola così, è una questione generazionale, quindi va fatto un intervento in questi termini. Poi io mi chiedo, col programma che stanno presentando agli italiani i nostri avversari del centrodestra, come si può rispondere a queste domande. Nel momento in cui si presenta una proposta di flat tax, di pace fiscale, si è visto anche nei provvedimenti del governo Draghi in cui si cercava di porre un freno alla dilagante evasione, cercando di imporre ad esempio con le strumentazioni informatiche, la tracciabilità dei flussi eccetera. Voglio capire con questa idea che hanno del fisco, come, quindi tasse poche, zero, riduciamole, come facciamo allora a garantire i servizi essenziali ai cittadini, tra cui la presenza sul territorio degli agenti di polizia, la presenza sul territorio degli operatori, degli educatori, la presenza poi nelle corsie di ospedale dei nostri medici. Ecco, siamo quasi in chiusura, quindi vorrei proprio terminare con sentendo tutti e tre. I cittadini si attendono, l'abbiamo detto più volte, si attendono una delle risposte. A loro delle alleanze forse conta poco, l'abbiamo detto, loro vogliono avere delle risposte sulle pensioni, vogliono avere risposte sulla sicurezza, vogliono avere risposte su questa pandemia, sulla povertà e su tutto quello ne parlavamo anche. Quindi senatore, questo vuole la gente e su questo poi andrà a votare il 25 settembre. Sì, io invito semplicemente i cittadini a fare delle ricerche. Internet fortunatamente consente di verificare tutto e quindi di verificare quelle che erano state le nostre promesse, i nostri impegni nel 2018 e quello che siamo riusciti a portare a termine in questi 5 anni. Naturalmente non tutto quello che avevamo detto che avremmo voluto fare, ma chiaramente quando sei in alleanza con altri partiti è democrazia, le regole vogliono naturalmente che tu cedi su alcuni punti per portare a casa altri punti. Però noi a breve diffonderemo quelli che sono stati i nostri 20 punti raggiunti, tra cui ci metto l'ha appena citato anche la stabilizzazione dei precari della sanità, che sono stati i nostri eroi durante questa pandemia. Ne abbiamo stabilizzati a decine di migliaia e in questo modo dando più forza al servizio sanitario. Oltre a questo ci sono altri 19 punti che noi riteniamo di aver adempiuto e che erano punti con cui ci eravamo presentati nel 2018. Quindi io dico semplicemente agli italiani: fate un confronto tra ciò che era, diciamo così, tra virgolette, promesso nel 2018 e ciò che abbiamo mantenuto, tra cui anche il taglio dei parlamentari, che era una cosa che tutti gli italiani ci chiedevano. Paolin, in breve. La proposta centrodestra è chiara, le nostre proposte sono chiare, semplici: il lavoro, tasse, la sicurezza, lo stop alla Fornero, la flat tax che non piace a Zorzi e l'autonomia, sottolineo l'autonomia che responsabilizza i territori. Noi durante questo governo, io personalmente sul reddito di cittadinanza ho posto tante domande ai ministri, a Speranza e ad esempio sulla questione degli infermieri e sul potenziamento, sull'aumento delle quote per i medici. Questi sono i problemi che vanno affrontati. Finora le risposte non sono arrivate, e non sono arrivate da sinistra, non sono arrivate dalla Lamorgese e da Speranza,
Adesso c'è da augurarsi che ritorniamo alla politica seria, che l'elettorato premi una forza o l'altra e ci sia un governo politico che prenda delle decisioni chiare. Grazie. Giovanni Zorzi, ultima battuta proprio. Ma io mi concentro su quelle che sono le richieste che registriamo dal nostro territorio, da questa provincia. Emerge una domanda di serietà, di fiducia, di responsabilità. Noi a questa domanda vogliamo rispondere con proposte chiare, quindi con priorità chiare: lavoro, quindi lotta alla precarietà, rafforzamento dei salari e difesa del potere d'acquisto delle famiglie, difesa dell'ambiente, Coldiretti che dice basta il consumo di suolo altrimenti non c'è più niente da coltivare, quindi difesa dell'ambiente, lotta contro il cambiamento climatico, tutela di a chi fa impresa, sanità pubblica e naturalmente un intervento importante per garantire ai giovani di poter guardare il futuro con maggiore fiducia anche in termini appunto di costruzione dei propri progetti di vita e lavorativi. Ecco, queste sono le nostre priorità. Noi ci presentiamo così, ripeto, venendo incontro a quella che è una richiesta di unità, di fiducia e di serietà che viene dal nostro territorio. Ringrazio davvero Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD, ringrazio Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle e anche Giuseppe Paolin, deputato della Lega. Grazie davvero per essere stati con noi, li avremo ancora sicuramente nei prossimi giorni anche per continuare a parlare di argomenti importanti. Ringrazio i registi che ci hanno seguito. Il meteo e a domani. Grazie, arrivederci. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica via via più forte, tempo buono e la tendenza è per un graduale rialzo dei valori termici. Vedremo se verrà confermato nei prossimi giorni. Il dettaglio intanto di lunedì 1 agosto. Sul Veneto il mese si apre all'insegna del sole. Avremo qualche addensamento in pianura ma anche in montagna, qui con occasionali acquazzoni nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 14 e 23 gradi, massime invece tra i 30 e i 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui su pianura e costa cielo prevalentemente sereno, sulla zona montana maggiore nuvolosità al pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime sui 27-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento, sarà generalmente asciutto un po' ovunque. Temperature minime intorno ai 17-20 gradi, massime sui 32-34 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno.